Un'azienda vinicola a conduzione familiare, 3 dipendenti e 5.000 bottiglie pronte a partire ma bloccate dal cordone sanitario attivato a Vo 14 giorni fa. E in questo periodo per l'imprenditore l'impossibilità di raggiungere l'azienda affidandosi ai parenti. Lasciando l'azienda per 15 giorni abbiamo trovato un po' di cose da sistemare. Fortunatamente avevamo nostro papà che ci ha portato un po' avanti le cose che avevamo lasciato in sospeso. Ora, appena tolti i blocchi a Vo, come prima cosa ci sono i vigneti da seguire, la stagione va avanti, c'è spazio perfino per un po' di ottimismo. In queste prime ore non si è mosso niente, anche perché continuiamo a essere in zona rossa, quindi difficilmente vedremo un qualcosa fino al 3 aprile. Diciamo che siamo fiduciosi e speriamo che qualcosa si muova, insomma, dai. Solitamente marzo è il periodo migliore in cui si vende di più anche il vino sfuso che poi ognuno imbottiglia a casa sua. I clienti sono in Lombardia, Piemonte e nel resto d'Italia. Ovviamente nelle prime ore non si vedranno segnali di ripresa, serve prima recuperare i contatti con i clienti, ricostruire la fiducia e cancellare le paure. La prima cosa che hai fatto qual è stata? Beh, la prima cosa, insomma, è il computer per vedere in questi 15 giorni cosa era passato, cosa era arrivato e fortunatamente sono arrivati anche degli ordini che sono rimasti in stand-by fino a oggi, insomma da domani cominciamo a lavorare. Quanto agli spostamenti limitati dalle nuove disposizioni, anche i dipendenti dell'azienda che risiedono a 5 km ma nella provincia di Vicenza devono dotarsi di un'autocertificazione e della dichiarazione del datore di lavoro per attraversare il confine. Con un'autocertificazione che loro si firmano e con quella possono entrare e lavorare le loro 8 ore e poi ritornano a casa, insomma abitano qui a 5 km però purtroppo sono fuori provincia. Insomma si riparte una situazione comune a tutte le aziende vinicole di Vo, aprire gli uffici, riallacciare i rapporti con i clienti, spedire e così nei prossimi giorni partiranno finalmente migliaia di bottiglie perché nonostante la zona arancione le merci possono circolare e quello sarà il definitivo segnale di normalità. Siamo sui Colli Ugani e quindi puntiamo forte sul fiore d'arancio e sul Serprino.